Benvenuti, intanto, buonasera. Allora, il film di cui parliamo stasera, lo conoscete credo tutti, l'avrete visto forse lunedì e se non l'avete visto lunedì l'avrete visto in televisione, l'avrete visto a casa o forse al cinema, magari in qualche passaggio del passato. Fatto sta che anche non l'aveste visto, è un film di cui sicuramente avete sentito parlare perché è un po' un titolo entrato nell'immaginario collettivo che compare regolarmente in tutte le classifiche dei migliori film della storia del cinema, spesso nella top 5, tra l'altro, quindi è un film che travalica anche la semplice visione, diventa un po' patrimonio di un immaginario che va al di là degli appassionati, sicuramente. Ecco, la differenza che c'è tra Fred Astaire e Gene Kelly, perché è chiaro che anche la natura e la statura attoriale di Gene Kelly sono parte fondamentale del contenuto di Cantando sotto la pioggia, porta con sé le sue istanze, il suo modo di concepire il cinema, che è profondamente differente, se non opposto, a quello dell'altro grandissimo del musical, l'altro ballerino per eccellenza del musical, che è Fred Astaire. Chi di voi ha visto un film con Fred Astaire ricorderà che c'è una sorta di schematicità nei film di Fred Astaire che prevede che l'esibizione musicale sia un momento spettacolare che avviene sempre in determinati luoghi codificati e sempre attraverso una forma, un modo di presentarsi estremamente codificato. Quando Fred Astaire balla è vestito in un certo modo, che indica lo spazio della performance e non lo spazio della realtà, e soprattutto si esibisce in determinati luoghi, che sono i luoghi codificati per fare quel tipo di cosa, i palcoscenici. Fred Astaire si esibisce in palcoscenico e si esibisce vestito in un modo codificato, cioè in un modo che lo indica e lo qualifica come performer di musical. Il mondo in cui si esibisce Fred Astaire è un mondo interamente ricostruito, cioè un mondo di fatto astratto, che non ha collegamenti con la realtà. La performance musicale di Astaire avviene in una specie di non luogo, quel non luogo che è il palcoscenico, che non ha contatti con ciò che ci sta attorno nella vita di ogni giorno. Quando lunedì introducevo il film, ho detto che una delle caratteristiche fondamentali del musical americano classico è l'onirismo, cioè il fatto di corrispondere nelle sue forme, ma anche nella sua propria dimensione, al momento del sogno, cioè non ha collegamenti con la realtà. Nella realtà non ci esprimiamo cantando, nella realtà i nostri discorsi non sono inframmezzati da momenti musicali, chiaramente. Nella realtà frequentiamo ambienti diversificati, nel musical invece frequentiamo ambienti stilizzati e la musica diventa una componente fondamentale dei rapporti umani. Quindi è un mondo che non ha corrispondenze con il reale. Aggiungeteci a questo la grandiosità della ricostruzione in studio che crea appunto dei non luoghi e capirete perfettamente che quando vediamo un musical classico andiamo da un'altra parte con la testa, in un mondo che è solo di quel film e col quale non troviamo rapporti se non appunto quelli del piacere della visione e dell'atmosfera onirica. Ben diverso invece è l'approccio di Gene Kelly sia nel vestiario sia negli ambienti. Anche questo lo vediamo in Cantando sotto la pioggia. Fred Astaire non avrebbe mai ballato in strada sotto la pioggia, perché quello non è il luogo deputato alla danza. Gene Kelly addirittura in un giorno a New York, che è la sua prima collaborazione con Stanley Donen, balla in giro per le strade di New York e in quel caso non ci sono scenografie ricostruite, è girato a New York. È un salto, è un passaggio notevolissimo, si passa dall'astrazione al realismo, ok? O meglio, è un'astrazione ma inserita nella realtà, è una cosa diversa. E anche il vestiario cambia sostanzialmente. Gene Kelly può vestirsi da marinaio, può vestirsi come l'uomo comune, non è più con il tuxedo, con il cappello a cilindro come faceva Fred Astaire. È un uomo comune, dotato di sentimenti, dotato di psicologia, che si esprime ballando. È una grande differenza. Però è una differenza che ci segna ancora una volta un passaggio del genere verso il declino. Quando un genere si fa iperrealistico e quando comincia a ridere di se stesso, vuol dire che ha le corde. L'altro giorno facevo l'esempio del western all'italiana, che comincia con gli ammazzamenti seriosi di Sergio Leone e termina con le risate di Trinità e molti film ben peggiori.
Quando un film un genere, scusate, fa ironia su se stesso e diventa iperrealistico, molto spesso sta andando verso la sua conclusione, ha perso le caratteristiche che l'hanno definito inizialmente. Ecco, realismo e autoparodia sono segni di crisi del genere. Come nasce Cantando sotto la pioggia? Lo ricordo in breve. Fried Unit, ok? Arthur Fried e i suoi uomini. A un certo punto ad Arthur Fried viene l'idea di riutilizzare tutto il bagaglio di brani, di canzoni utilizzate nei film a partire dall'inizio di fatto della loro carriera. Cioè, all'inizio degli anni 50 gli viene in mente di fare un film che sia un po', come dicevo all'inizio, un riassunto di quello che hanno fatto fino a quel momento, un film compendio. E la proposta che fanno alla MGM è esattamente questa, che viene accolta e vengono contattati due sceneggiatori, due grandissimi sceneggiatori, Adolph Green e Betty Comden. È una coppia di sceneggiatori che non era coppia nella vita, erano semplicemente colleghi di lavoro, che hanno lavorato assieme per decenni, per più di 5 decenni, realizzando anche tanti musical, sceneggiatori di straordinaria bravura. Quando si trovano di fronte quest'idea, cioè di usare dei brani di repertorio, ascoltandoli si rendono conto che forse l'idea migliore è proprio quella di ambientare questa vicenda nell'epoca in cui quelle canzoni sono state scritte, cioè nell'epoca dell'avvento del sonoro, perché Arthur Fried era attivo fin dalla fine degli anni 20. Infatti Cantando sotto la pioggia, il brano omonimo che dà il titolo al film, è un brano del 1929. Perché non ambientarlo direttamente in quella fase storica che non era mai stata trattata prima al cinema? È un'idea che si rivelerà geniale. Ecco, Arthur Fried e Nacho R. Brown, che è un altro compositore e paroliere che ha scritto molte delle canzoni di questo film e tanti classici del genere. Adolph Green e Betty Comden sono gli sceneggiatori, e poi chiaramente ci sono Stanley Donen e Gene Kelly, che tornano a collaborare assieme. Stanley Donen, tra l'altro, è un grande regista anche al di fuori del genere musical, ci sono tanti suoi bellissimi film anche negli anni 60, Arabesque, Charada, eccetera. Regista molto bravo, molto dotato tecnicamente, che trova con Gene Kelly un'armonia assoluta. Gene Kelly si occupa della definizione delle coreografie, Stanley Donen, con una corrispondenza totale, riesce a fornirgli i movimenti di macchina più adatti per valorizzarle. E poi c'è Debbie Reynolds, che è un'attrice semi-esordiente. Considerate che lei aveva vinto un concorso di bellezza nel 1948 al suo paese, credo fosse Burbank, Miss Burbank, e come accadeva spesso all'epoca, quella vittoria fu sufficiente per farla notare dai produttori cinematografici e convocarla ad Hollywood. Di fatto Cantando sotto la pioggia è il suo primo ruolo importante, ruolo riuscitissimo, quindi un lavoro che porta a compimento con grande successo. Il problema di Debbie Reynolds è che quando deve fare Cantando sotto la pioggia non è pronta né per il ballo né per il canto, quindi deve essere sottoposta di fatto ad ad una serie di esercitazioni quasi militaresche per poter prepararsi a dovere per la pellicola. E Gene Kelly addirittura le affida due assistenti che la seguono quotidianamente per il ballo e per il canto. Insomma, è un lavoro estenuante che però alla fine darà indubbiamente i suoi risultati. Quindi le caratteristiche fondamentali di Cantando sotto la pioggia: il fatto di essere un film che utilizza brani di repertorio. Tutte le canzoni che sentite in Cantando sotto la pioggia sono di repertorio tranne due. Una è Make 'Em Laugh, che è quella famosa fatta dall'assistente del protagonista, di Don, insomma, con lui che salta sul muro e fa la capriola. È una delle poche originali, ma il problema è che è un plagio. È un plagio da una canzone scritta per un film del 48 che si chiama Il Pirata, che tra l'altro ha per protagonista lo stesso Gene Kelly. È ripresa da lì, è assolutamente identica.
Però ce n'è un'altra originale che è quella, per intenderci, che fanno quando vanno dall'insegnante di dizione, Moses supposes. Hoop-de-doodle-doodle. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses. Le altre sono tutte canzoni che vengono da film precedenti della Fried Uni. A proposito di repertorio, questa è una cosa molto interessante. La questione del repertorio, cioè di riprendere il precedente, ciò che c'è già stato, non vale soltanto per le musiche, ma vale anche per molte immagini. Questa inquadratura viene da È nata una stella, che è un famosissimo musical del 1937, che è stato rifatto recentemente con Lady Gaga e Bradley Cooper. Questa immagine viene da lì. Se ricordate l'inizio di Cantando sotto la pioggia è esattamente identico, semplicemente hanno sostituito con un lavoro di matte painting la scritta che sta all'ingresso del Chinese Theatre di Hollywood. Quindi c'è una ripresa addirittura di immagini. Il bello è che a sua volta È nata una stella riprendeva quell'immagine da un filmato di repertorio attinente alla prima di un film del 1936 che è Il giardino di Allah. Quindi pensate che giro ha fatto questa immagine, era un reportage televisivo di una prima, è stato riutilizzato in È nata una stella ed è stato ripreso ancora una volta da Cantando sotto la pioggia, ma dall'idea proprio di questo lavoro di repertorio, vero e proprio quasi documentaristico in un certo senso. Andiamo a vederci l'inizio del film, perché porta già con sé il film nei suoi primi 5 minuti o 6 una serie di notazioni fondamentali per la sua essenza, per le sue tematiche, per il suo spirito. What a night, ladies and gentlemen. What a night. Every star in Hollywood's heaven is here to make Monumental Pictures' premiere of The Royal Rascal, the outstanding event of 1927. Everyone is Già qui c'è un primo punto su cui soffermarci. Il personaggio di Dora, che è questa speaker che accoglie le star sul red carpet, è a sua volta una citazione. È una ripresa di un personaggio realmente esistito. Tantissimi dei personaggi presenti in Cantando sotto la pioggia sono costruiti su personaggi realmente esistiti. Dora è basata su Luella Parsons, che è la giornalista per eccellenza della Hollywood classica. Era l'autrice di tutti gli articoli scandalistici, dei gossip più famosi dell'epoca. In questo personaggio rivediamo Luella Parsons, una figura chiave anche per la costruzione di quel connubio tra comunicazione e star system che poi è fondamentale in quell'epoca. Quindi il film inizia con un personaggio che è una citazione vivente, insomma. girl of the screen, the darling of the flapper set, Zelda Sanders. Zelda Sanders è un ricalco di Clara Bow, che non vi dirà niente, ma era in assoluto l'attrice più famosa degli anni *20, era molto più famosa di Greta Garbo per il pubblico americano. Poi ce la siamo un po' dimenticata, ma era il sex symbol per eccellenza degli anni '20. Il vestiario, la conciatura riprendono esattamente Clara Bow. Exotic star, Olga Mara. Olga Mara, il nome ce lo dice già da sé, è ricalcato su Teda Bara, famosissima vamp degli anni '20, e vedete infatti che il vestiario è esattamente quello da vamp anni '20, quindi anche in questo caso abbiamo un personaggio che rimanda ad un personaggio effettivo degli anni '20 cinematografici. Ed ecco l'arrivo di Cosmo Brown, che ci indica già la tematica di cui parlavamo prima, la tematica della differenza sociale riprodotta nell'allegoria del mondo dello spettacolo e della scalata sociale soprattutto. Lui si presenta subito come uno appartenente ad una classe diversa da quelli che sono passati prima di lui. Il pubblico non lo riconosce come uno appartenente a quel mondo che invece era rappresentato dalle soubrette, dalle attrici prima arrivate. Sembra una cosa da poco, ma in realtà appunto riproduce uno dei motivi tradizionali del musical. Ecco l'arrivo dei due, anche qui si sprecano le figure realmente esistite che rivediamo in questi due personaggi. Per esempio in Lina Lamont rivediamo sicuramente Norma Talmadge, una grandissima anche lei
degli anni '20 che scoprì con l'avvento del sonoro, o meglio scoprì il pubblico, il suo accento di Brooklyn molto, molto pesante e una voce non esattamente straordinaria per timbro, e si ritirò dalle scene capendo che il mondo del film sonoro non era esattamente il suo. Mentre in Don rivediamo certamente John Gilbert, altro grandissimo grande seduttore del cinema romantico degli anni '20, partner storico anche lui di Greta Garbo, che dotato di una voce definita all'epoca un miagolio, si dà all'alcolismo dopo l'avvento del sonoro e muore quarantenne in disgrazia. Quindi la cosa interessante di Cantando sotto la pioggia è che riprende in realtà un momento che per tanti è stato veramente drammatico, ma vitalmente drammatico, e lo trasforma in una chiave ironica e spensierata, ma in realtà i riferimenti sono molto molto precisi. Are these rumors true that wedding bells are soon to ring for you and Lena? Well, Lena and I have no statement to make at the present time. We're just good friends. You've come a long way together, Don. Won't you tell us how it all happened? Well, Lena and I have made a number of pictures together. Oh, no, Don. I want your story from the beginning. Qui capiamo subito che lei ogni volta che tenta di parlare è interrotta, poi scopriremo perché, addirittura la prima visione non si nota nemmeno, lo capiamo più avanti, parla soltanto lui per lei, ed è la classica coppia che è interamente costruita dalla stampa, esattamente come era prassi per Luella Parsons, la figura su cui è ricalcata Dora. È una coppia che non ha una consistenza reale, ma semplicemente serviva a vendere più biglietti. Raccontare una ipotetica storia d'amore tra due grandi star dello schermo aiutava il pubblico ad appassionarsi della vicenda e quindi a far staccare poi i biglietti, ma in realtà loro non si sopportano nella vita. Di qui a breve parte il racconto della scalata, ancora una volta una scalata sociale, di Don verso il successo. È uno dei 3 inizi di film che erano stati pensati dagli sceneggiatori all'epoca. All'inizio l'idea era quella di incentrare il film su una star del western, e di qualcosa di western rimarrà, lo vedremo a breve nel film. La seconda idea era quella appunto di cominciare il film ad una prima, ed è quella che alla fine vincerà. La terza idea era quella di cominciare il film con l'incontro casuale della star con una ragazza per strada, che è poi l'incontro che vedremo successivamente con Debbie Reynolds. Vedete che alla fine la soluzione degli sceneggiatori è stata quella di tenere tutti e 3 gli inizi, semplicemente di dislocarli temporalmente in modo diverso, ma tutte e 3 le idee sono state alla fine ritenute valide. Parte il racconto della vita, della scalata sociale e professionale di Don assieme a Cosmo Brown, e questa scalata sociale ci è raccontata tramite una serie di flashback che sono un misto straordinario di ironia, perché c'è molta ironia. Lui esordisce parlando di dignità, ma in realtà poi il racconto, come vedrete, ha a che fare anche con una vita di espedienti e di frequentazioni non esattamente alte, che però lui necessariamente, essendo una star, deve mitizzare e trasformare invece in una carriera fatta sempre con i migliori insegnanti, nei locali migliori, con tutti i crismi del caso. Non è così, chiaramente. Questo flashback però è anche un momento in cui abbiamo l'occasione di assistere a diversi tipi di spettacolo musicale e danzerino, dal tip-tap iniziale alla straordinaria esibizione con Donald O'Connor con i violini. Insomma, è già un piccolo compendio del film. Qui li vediamo in un locale di terz'ordine a suonare. L'Accademia d'Arte Drammatica è semplicemente il palco di una pantomima o di un vaudeville popolare, e in sottofondo sentiamo costantemente ripetere questo leitmotiv di dignità, sempre dignità, che inizialmente è semplicemente uno scherzo ironico, no? Che fa da contrappunto, da contrasto al racconto della realtà dei fatti, ma in realtà se ci pensate, quel dignità, sempre dignità, è un po' il motto che potremmo utilizzare per descrivere l'intero film, che è, in fin dei conti, un film sul riacquisire e far valere la propria dignità. Non è un caso che i due personaggi che vediamo qui, Don e Cosmo, siano degli esempi di dignità e di amicizia, un'amicizia che non viene rotta mai nel corso del film, un'amicizia solidissima tra i due, che li porterà al successo, alla felicità e all'amore.
nel caso di Don, mentre dall'altra parte c'è una figura che è l'opposto della dignità, che è la compagna Lina Lamont di Don, che invece utilizza il sotterfugio, nasconde il fatto di essere doppiata, tenta di scacciare Katie ogni volta che può e per buona parte del film ci riesce, quindi è un contrasto tra la dignità di questi due personaggi e invece una controparte che la dignità non sa nemmeno cosa sia, per cui è un grande film anche su questo, fatto di valori profondamente positivi. Ecco, questo è il momento in cui Don entra nell'industria cinematografica come stuntman, ed è un bel momento perché, come vi dicevo, riprende l'idea del western, che era una delle idee iniziali, e soprattutto, come vedete, evidenzia una correttezza filologica anche nell'esposizione degli strumenti tecnici. Vedete che c'è la macchina da presa a manovella, come si usava all'epoca, lo staging è esattamente quello di un film muto, per cui è molto bello anche riconoscere questi dettagli di natura tecnica che sono disseminati lungo tutto il film. Questo è un altro momento significativo, è la prima del film, The Royal Rascal, l'iscrizione iniziale parlava chiaro, ed è un altro esempio di utilizzo di materiale di repertorio incorporato all'interno del film. Cioè, il film che voi vedete qui è fatto con un montaggio invisibile dalla composizione di brani di un film del 48 che è I Tre Moschettieri, interpretato dallo stesso Gene Kelly nel ruolo di D'Artagnan, e brani registrati ad hoc da Gene Kelly nel 1951 assieme all'attrice Jean Hagen che fa Lina Lamont, per cui è un ibrido di due cose. E il bello è che, tra l'altro, I Tre Moschettieri del 48 di George Sidney, che tra l'altro è un film meraviglioso, è a colori. Qui l'hanno reso in bianco e nero, ovviamente per renderlo compatibile con il materiale registrato e soprattutto con un film degli anni 20. Questa parte è del film del 48, infatti quando esce la ragazza dalla porta, quella che si vede per un millesimo di secondo prima non è Jean Hagen, ma è Lana Turner, che faceva il ruolo dei Tre Moschettieri del 1948. More steam in the kettle, a little more action, boys, and a little more rhythm, boys. More steam and more water in that kettle. Hiya, Maxie. Ecco, questa è una bellissima carrellata in cui vediamo, anche qui con una, devo dire, correttezza tecnica, una dimostrazione di come funzionavano i set ai tempi del cinema muto. Cioè, vedete che si giravano 4, 5, 6 film contemporaneamente, con piccoli scenari ricostruiti, c'è uno ambientato in Africa, l'altro in altre epoche storiche. Si poteva girare uno a fianco all'altro perché chiaramente non c'era il sonoro, quindi non c'era il problema di disturbarsi l'uno con l'altro, e i film venivano fatti proprio in serie, in studi che raccoglievano contemporaneamente anche decine di produzioni. Ecco, qui parte l'esibizione storica di Donald O'Connor, che è un numero di straordinario virtuosismo. No. Positively no. Decidedly no. Short people have long faces, and long people have short faces. Un occhio attento, bisogna leggere i resoconti dell'epoca per rendersene conto, se no passa sott'occhio, noterà che il modo in cui è vestito Donald O'Connor denuncia qualcosa di particolare, cioè se ci fate caso rispetto alla scena precedente risulta ingrossato. Perché? Perché per fare questa scena venne letteralmente imbottito di gomma piuma, visto che, come vedrete in breve, farà delle acrobazie che insomma esattamente bene a caviglie, schiena e braccia e gambe non fanno, quindi era ricoperto soprattutto ginocchia, caviglie eccetera di gomma piuma, per questo sembra più grosso rispetto alla scena precedente. Parte questa esibizione famosissima che è Make 'em Laugh, che è una specie di inno alla finzione a scopo dell'intrattenimento, falli ridere. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Come vi dicevo, questo brano è un plagio di un pezzo che viene da Il Pirata del 1948 che si chiama Be a Clown, quindi vedete che anche il significato è simile. Ora, questa performance musicale che lascio andare in sottofondo e che è straordinaria anche semplicemente per come si presenta visivamente, è un numero incredibile, contiene in realtà una serie di significati ulteriori, perché è un po' una sintesi di tutta la tematica del film,
che è un po' il racconto del passaggio dalla finzione all'autenticità. Tutto il film ci parla di questo, dall'enfasi della recitazione nel film muto all'autenticità della propria voce. Il passaggio di Don dalla finzione della relazione con Lina Lamont alla verità della nuova relazione con Katie. Insomma, è tutto un movimento dall'inautentico all'autentico. E nel suo piccolo questa esibizione ci racconta proprio questo. In questa esibizione l'attore nel mondo inautentico è disposto a soffrire cose che nel mondo reale non potrebbe sopportare. Gli arriva una barra di legno in testa, non reagisce perché lo spettacolo deve andare avanti. Cade malamente e non reagisce perché lo spettacolo deve andare avanti. Si relaziona non con persone ma con dei figuranti in movimento e soprattutto con un pupazzo, un uomo senza volto. Poi nel corso del film passerà da questa condizione di inautenticità forzata, di recitazione, a una situazione invece di realtà, di autenticità. C'è chi, nello specifico Franco Lapolla, che ha dedicato un bellissimo saggio Cantando sulla pioggia, ha notato delle somiglianze, o meglio un'assonanza più che una somiglianza, con la vicenda di Pinocchio. Cioè questi personaggi sono burattini che letteralmente imparano a parlare, ad essere se stessi nel corso del film. All'inizio sono delle pure marionette, tanto che anche con le marionette ci ballano, ci danzano, prive di dolori e sentimenti, dolori anche fisici, e poi nel corso del film, come in evoluzione, un vero romanzo di formazione, imparano a sentire, a emozionarsi, ad amare e ad essere se stessi. Quindi è interessantissimo questo punto. Che poi il film giochi proprio sul concetto di reale e inautentico, ce lo dice la scena, secondo me, più bella dell'intero film, che è quella della dichiarazione d'amore all'interno dello studio. E qui è un capolavoro perché siamo nel mondo della finzione più pura, tutto è ricostruito, il tramonto è finto, il cielo stellato è composto da riflettori, il vento è generato da un mega ventilatore, eppure quello che sentiamo dire a Don e a Katie è vero, ha una verità sentimentale che prima invece non c'era. Quando all'inizio raccontava la storia con Lina era una falsificazione. Qua è tutto vero ma avviene in uno scenario falso. Vedete come questa dicotomia tra realtà e finzione e tra agognato raggiungimento della realtà a partire dalla finzione in realtà è proprio il fil rouge che lega tutti i momenti del film. Rapporto proprio tra realtà e verità, no? Che se ci pensate è anche il rapporto che si instaura tra la stessa Lina, Lamont e Katie. Cioè la voce di Lina, cioè la verità, è Katie, mentre l'altra è semplicemente una bocca che si muove, l'inautentico. Infatti è un personaggio dell'inautenticità, Lina Lamont. Andiamo al momento più celebre del film, il momento storico del cinema. Anche qui è un momento di autenticità, è il momento in cui Don si sente finalmente libero di cantare sotto la pioggia. Prima vi parlavo di questa dicotomia tipica del musical tra convenzione e sovversione. E non è un caso che in questa scena compaia una figura della convenzione, della regola, che è il poliziotto, che alla fine interviene proprio per interrompere questo momento di libertà, di espressione pura di sé, del proprio sentimento. E con un ultimo gesto che da questo punto di vista assume un significato straordinario, dopo che si sta congedando, che il poliziotto l'ha mandato via, Don chiude il proprio ombrello e lo dà a un altro perché è disposto, pur di essere se stesso e godersi questo momento di felicità, anche a rinunciare totalmente allo strumento che potrebbe coprirlo dalla pioggia. La sovversione per eccellenza, no? Visualizzata, stare sotto la pioggia senza un ombrello, il suo piccolo lo è. La scena è straordinaria dal punto di vista registico, vedete che c'è una coincidenza spettacolare, irripetibile tra i passi di danza, tra la danza di Gene Kelly e i movimenti di macchina sinuosi di Stanley Donen. Curiosità, la scena venne girata interamente di giorno, quindi è un puro effetto notte, questo cioè nel senso che la strada degli studios della MGM venne coperta completamente con dei teli neri. La pioggia è chiaramente finta, venne realizzata in un giorno e mezzo, 2,
appunto a Culver City, negli studios della MGM, e la curiosità che ricordavo anche la volta scorsa è che ci furono delle difficoltà legate al fatto che alle 5 ogni giorno spariva l'acqua, nel senso non c'era più acqua per fare la pioggia, e poi scoprirono che semplicemente erano gli abitanti di Culver City che rincasavano da lavoro e accendevano gli irrigatori in quell'estate molto calda del 51 e quindi toglievano la circuitazione di acqua agli studios della MGM. Scena che non ha nemmeno bisogno di troppe descrizioni. Ecco, una cosa che va sempre detta secondo me su Cantando sulla pioggia, che è un film che diciamo attira da un certo punto di vista ma rifugge dall'altro le analisi troppo come dire, troppo intellettualistiche, ecco, troppo sbilanciate sulla critica, sull'analisi del linguaggio, perché è un film che alla fine è fatto di emozione pura e di puro godimento visivo. Per concludere questo breve discorso su Cantando sotto la pioggia, voglio aggiungere 2 note conclusive che, come dire, rappresentano un po' il lato oscuro di questo film, cioè il modo in cui questo film, ecco il momento del poliziotto e poi l'ombrello lasciato al passante, sono 2 motivi che percorrono carsicamente questo film e che attengono direttamente al presente sociopolitico in cui quel film è stato realizzato. Critici eminenti hanno ravvisato in questa storia una rappresentazione mascherata ovviamente del periodo del maccartismo che era ampiamente attivo nel 1952. Il maccartismo, per farvela breve, è quel periodo storico in cui in America viene istituita una commissione presieduta proprio dal senatore McCarthy per il controllo e la soppressione delle attività anti-americane, così erano definite. Era di fatto una commissione che aveva una componente politica chiaramente di stampo anticomunista, per cui anche nel mondo dello spettacolo vengono sempre più esclusi o ostracizzati attori, sceneggiatori, registi sospettati di simpatie di sinistra. E effettivamente la figura di Katie, che viene ripetutamente, si tenta ripetutamente di escludere dai set, si tenta proprio di troncarle la carriera da parte di Lina Lamont, è vista da molti come uno specchio di questa situazione, una specie di immagine di questo clima di tensione. E effettivamente Lina Lamont sa di questa relazione con Don, di Katie con Don tramite una spia, quindi le viene rivelato da un delatore di fatto, e poi lavora assieme ai colleghi, ai suoi colleghi, ai suoi vicini, per escluderla completamente dall'industria cinematografica. È una lettura possibile che effettivamente ci direbbe anche del modo in cui il film lavora sul suo presente. E qualcun altro ha visto anche in questo film, nella sua rappresentazione del terrore, del passaggio dal muto al sonoro, una rappresentazione di quella stessa ansia che c'era nel 1952, all'inizio degli anni 50 in generale, nell'ambiente cinematografico per la diffusione sempre maggiore della televisione. Per cui questo film sarebbe in un certo senso un grande omaggio al cinema che fu, anche alla luce di questo timore di vedersi superati una volta per tutte dallo strumento televisivo. Sono altre 2 letture possibili che sicuramente aggiungono qualcosa, aggiungono una curiosità nella lettura di questo film, ma come dicevo all'inizio è inutile aggiungere troppe parole su un film che pure ne porta con sé tante inevitabilmente, perché la bellezza di Cantando sotto la pioggia è quella di essere uno spettacolo eterno che ha un'eternità dovuta proprio al fatto di andare a coinvolgere non tanto la riflessione ex post, gli intellettualismi, ma va a coinvolgere proprio l'emozione pura e la purezza della visione cinematografica come spettacolo, nel senso proprio etimologico del termine. Con questo io concludo, grazie di esserci stati.